Il più cordiale e ben sintonizzati amici all'ascolto. Uno stadio tutto bianco-rosso, i colori sociali del Varese e del Padova si incontrano, si fondono in 90 minuti decisivi all'andata. Padova 1, Varese 0. Ecco Nadarevic, il suo sinistro, conclusione respinta e poi il gol da parte di Pisano. Pisano porta in vantaggio il Varese al minuto di gioco numero 11. Il Varese è in vantaggio. Nadarevic ha costruito con un gran sinistro l'azione, la respinta d'opera di Cano proprio sui piedi di Pisano, che si era spinto in avanti, davvero qui più che un difensore la freddezza dell'attaccante. Arriva il cross in area di rigore, la finta di Nadarevic, si presenta davanti al portiere, il gol di destro di Nadarevic che è riuscito a battere per la seconda volta Cano al 15°. Il Varese si porta sul 2-0 e adesso avrà l'opportunità, anzi Neto Pereira, è stato Neto Pereira con il suo destro a battere dopo una triangolazione con Nadarevic, a incrociare sul palo più lontano, e in pratica a questo punto per il Varese si è messa in discesa, forse anche di più, la partita, perché al Padova tocca ribaltare il risultato. Dovrà segnare 2 gol Neto Pereira, ex giocatore dell'Itala San Marco di Gradisca di Sonzo, alza le braccia al cielo, il segno del cristiano per lui. In pratica è riuscito, dopo un bellissimo scambio con Nadarevic, a mettere dentro di destro. Va bene il Padova però in interdizione con Italiano, che adesso prova a uscire dalla gabbia. Il tentativo appunto di Italiano, palla al piede, libertà vigilata per lui perché arriva subito il raddoppio di marcatura, quindi smissa il pallone in direzione di Cuffa, lo controlla El Shaarawy che per il momento non è entrato in partita. Ancora Cuffa in profondità, tutto di prima Italiano per El Shaarawy, il suo destro a giro, gran gol del Padova. El Shaarawy, che gran gol alla Del Piero, ricordando sicuramente un ex illustre, anche se per poco, del Padova. Adesso esulta il pubblico biancorosso. El Shaarawy non era entrato in partita, al primo pallone toccato ha fatto la prodezza. Azione di Ebagua, conclusione di sinistro, a sfiorare la parte superiore della traversa di controbalzo. Ebagua c'è, ha tentato ancora una volta di dare potenza e precisione, quasi da fermo, ha scoccato di leggero esterno sinistro un pallone che è sibilato davvero pochi centimetri sopra la porta di battuta. Ecco, con il numero 33 Renzetti, probabile il tocco facile per Italiano che gli restituirà il pallone. Così infatti arriva la parabola in area di rigore, la conclusione, il pareggio con l'inserimento da parte del difensore centrale Legati, che si è trovato tutto solo e in pratica è riuscito a battere il portiere avversario. Varese 2, Padova 2. In questo momento il Padova andrebbe alla finale playoff, probabilmente perché Frara toccherà corto, rasoterra per il destro violento di Pesoli. Così è infatti conclusione, la grande parata di Cano che a mezza altezza è riuscito ad allontanare la minaccia, ma non è finita. Arriva il controcross proprio di Pisano, esce di pugno Cano, il pallone allontanato in qualche modo. L'arbitro è Nadarevic, pallone sul sinistro, il lancio lungo per De Luca che entra in aria, tiro e gol De Luca per il vantaggio del Varese. 3-2 proprio sotto la curva alla nostra sinistra, va sulla pista dedicata al ciclismo. De Luca rischia di cadere e il Varese è in vantaggio. In questo caso passaggio illuminato, ma difesa tutt'altro che impeccabile questa volta del Padova. Ecco Pesoli che con ampi gesti delle mani invita il settore distinti proprio di fronte a noi a sostenere con maggiore irruenza e con maggiore calore la formazione biancorossa lombarda, costretta adesso sulla difensiva. È proprio Renzetti che aveva battuto il calcio d'angolo ad assestarsi per la ripresa del gioco con una rimessa. Restituito il pallone a Renzetti, arriva il cross in area di rigore con El Shaarawy, conclusione e pallone in rete con il Padova che trova il gol del 3-3. El Shaarawy va a festeggiare sotto la curva alla nostra destra, evita come De Luca di salire sulla pista dedicata al ciclismo perché sommerso dall'abbraccio dei compagni. Al 27°, Varese 3, Padova 3, ancora El Shaarawy. L'ultima occasione probabilmente per il Varese, sarà Zappino a incaricarsi addirittura nella metà campo avversaria. Il portiere del Varese della ripresa del gioco, alla sua destra ha soltanto il giocatore nigeriano Osuji, ma probabilmente effettuerà un lungo traversone con il piede destro. Zappino così è infatti capannello di uomini davanti a Cano, il colpo di testa in qualche modo osserva la situazione Cano, il tentativo di Pisano con pallone che è terminato sul fondo. 49 minuti 35 secondi, ci crede più che mai il Padova. Sì, Zappino invece dimostra di non crederci quasi più, sta tornando lentamente verso la sua porta, è ancora a metà del campo di gioco, quindi tutti in avanti, continuano ad essere tutti in avanti la squadra del Varese. Adesso i 5 minuti di recupero sono terminati, il fischio.
Il Padova prosegue l'avventura nei playoff, accede alla finale degli spareggi per la promozione. Il pubblico di Varese però in piedi applaude la sua squadra, la successione delle reti. Pisano il vantaggio di padroni di casa all'11°, al 15° Neto Pereira dopo una bella triangolazione con Nadarevic per il 2-0 a favore dei padroni di casa. Al 20° El Shaarawy con un gran gol di destro a giro a riaprire la partita. Legati il pareggio del difensore centrale del Padova al secondo della ripresa. Al 21° poi il 3-2 ad opera del Varese con De Luca. Al 27° El Shaarawy, doppietta personale la sua per il definitivo 3-3. Da brividi ciò che vediamo, gli applausi del pubblico di casa, settore di Stinchi, curva alla nostra sinistra, gli applausi giustamente del pubblico di Padova che festeggia il proseguo dell'avventura. Sotto di noi facce deluse, ma comunque anche il pieno merito al Varese che ha inseguito fino all'ultimo un sogno. Sì, questa è davvero un'immagine che ricorderemo, tutto il pubblico in piedi che sta applaudendo la sua squadra. In campo i giocatori stanno piangendo, c'è Osugi a metà campo piegato sulle ginocchia, e però tutto il pubblico continua a rendere giustamente onore a questa squadra che ha disputato un campionato splendido e che oggi addirittura non sconfitta e deve uscire dai playoff. A questo punto è facile chiedersi se il Varese ha perso la qualificazione all'andata soprattutto, o qui valgono tutte e due le circostanze. Certo, in vantaggio di 2 reti, si è fatta raggiungere sul 2-2, poi di nuovo in vantaggio grazie a De Luca. Ha lasciato troppo spazio a El Shaarawy che ha battuto il portiere avversario. Sicuramente abbiamo parlato del Varese rendendo omaggio agli sconfitti, ma è giusto adesso dire 2 parole sul Padova, questa formazione che da quando dal canto è subentrato in panchina ha conquistato una striscia di risultati utili da far paura. Insegue un sogno, lo dicevamo, per il Varese, la consolazione di rimanere imbattuta in casa. 57 confronti, 3 di playoff, 54 in campionato, ma è un pareggio che sa di sconfitta. Per il Padova invece una programmazione che a un certo punto doveva soltanto evitare, Massimo, la retrocessione, perché si parlava di pericolo imminente, di squadra allo sbando. Invece dal canto ha ricostruito tutto. Si parlava di Colomba come nuovo tecnico, si era giunti a un passo dalla firma. Qualcuno nel capoluogo veneto aveva storto anche il muso dicendo non è questo l'allenatore giusto. Invece il sogno continua, e quindi giusto anche dare pieno merito al Padova. Certo, il 19 marzo il Padova era ad un passo dai play-out in classifica. A quel punto il cambio con Dal Canto, lo ricordiamo, era l'allenatore della Primavera. Qualcuno anche, come dicevi tu, storto il naso. Poi però questo giovane è l'allenatore più giovane della B, questo giovanissimo allenatore a 36 anni, ha un anno in più di qualche suo giocatore, ha preso in mano la partita, la squadra, e un po' alla volta si è fatto notare. La squadra gioca, tra l'altro gioca anche molto bene, ha dimostrato anche di saper gestire delle situazioni molto difficili come quelle di oggi, sotto di 2 gol, ricordo, dopo un quarto d'ora ha saputo non perdere la testa, un po' alla volta è salita di tono, ha chiuso il Varese, che forse l'unico grande problema di oggi del Varese è che ogni volta che si è trovato in vantaggio non ha saputo chiudere la partita, anzi ha rallentato il ritmo, e il Padova ne ha approfittato. E adesso il Padova, dopo aver esultato con un festante girotondo, va sotto la curva dei propri sostenitori. Una marea nera, la maglia da trasferta del Padova, sotto uno striscione, una serie di bandiere biancorosse, tutt'altro che ammainate invece le bandiere biancorosse del Varese. La scena finale con cui vi salutiamo è il fatto che il Varese rimane al centro del campo, come quando si perde una sfida ai rigori, una sfida che vale molto. Qui i rigori non ci sono stati. Scusami Giovanni, allora voi per il finale, Scaramuzzini. Sì, noi ricordiamo solamente che il Varese e il Padova hanno pareggiato per 3-3 in virtù dell'1-0 a favore dei veneti dell'andata. Sono proprio i patavini a proseguire nel sogno che ha come punto d'arrivo la Serie A. Da Marco Galli, che ci ha assistito per la parte tecnica, da Massimo Zennaro e da Giovanni Scaramuzzino, il più cordiale grazie per essere stati con noi. Saxa Rubra.